Quindi prego, siamo in diretta, come vi chiamate? Vincenzo, Paola. poi ci sono altri due, Francesco e lei Bea per Juventina. Però Non è vero. Chi è stato il migliore in campo per te? Zelischi. Zelinski? Uguale. Sì. Anche. Ok, vabbè, dove può sognare di arrivare questo Napoli? In semifinale, quarti di finale? Già siamo agli ottavi. Tripletta. Triplete. Metto la firma. Mettiamo la firma sul triplete. Quindi nome e cognome e numero di telefono. Dove usciamo? Su Calcio Napoli 24. Già siamo in diretta su YouTube, potete rivedervi quando volete. Grazie mille. Quest'anno è il nostro anno, non diciamo esclamazione niente. 10 gol all'Ajax in 2 partite, cosa direste all'allenatore dell'Ajax? Voglio, pigli bragattene, va a te. Scusami, ti devi ritirare, dai le dimissioni, arrivederci e grazie. Noi emozione a quantità industriale, perché qua si gode perché hai cimolato 4 pallone! Forza Napoli! Sì, questo Napoli 10 gol in 2 partite all'Ajax, che direste all'allenatore dell'Ajax che è stato... Ha dato 4 palloni. L'andata 4 palloni. 6-4-10 e quindi hanno fatto proprio completo. Sì, secondo me sarà stato solo esonerare perché svolvere. C'è giusto un po' di entusiasmo. Allora vorrei fare un post muto, un attimo solo, parlare solo con i gesti, consoni però, non ti preoccupare. Allora, guarda bene. Siamo i più forti. E per motivi tattici e per motivi tecnici ci avremo questo pallone! Napoli! 6-10! Diciamo la Champions League! Voi invece che pensate di questo? Napoli spettacolare. Credo che non si sia mai visto un Napoli così, soprattutto con una squadra come l'Ajax. Sempre! Con una squadra come l'Ajax che insegna calcio. L'Ajax insegna calcio. Stavolta sono loro gli studenti, stiamo insegnando noi calcio, ragazzi. Bellissima, questa è una clip da fare. Una cosa, quest'anno è triplete, ragazzi. Quest'anno è triplete. Vieni. E per motivi tattici e per motivi tecnici siamo Secondo me è un buon presidente, sta facendo le cose bene. Speriamo bene. Dove vedi questo Napoli in Champions? Dove può arrivare? Senti, per me, speriamo che vinca tutte le partite e quindi pure il trofeo alla fine, sarebbe un sogno. Dopo posso anche morire, in tutti i modi che vuoi. In effetti sì. Devo morire a questi giovani. Se il Napoli vince la Champions, se il Napoli vince la Champions, si gioca in prima linea. Lui invece ha visto lo scudetto sicuro dall'età, presumo. Sicuramente, quest'anno è scudetto. Io non ho visto neanche quello, ho visto solo Coppa Italia. Quindi magari sarebbe ora di vedere uno tra scudetto e Champions. Bello questo scambio generazionale. Buona serata. E quest'anno non ce n'è per nessuno. Quest'anno né per il Liverpool né per il Milan. E non mi facete parlare proprio che la Juve. Forza Napoli! È tutto vero! Riesce pallone, riesci! Tu invece? Salve, devo arrivare dire questo? una cosa. Vai, guarda in casa. Tenag, No, a Schröder sì. bella Tenag, arrivederci, grazie. Si chiama Schröder però, non Tenag. Ma come Cagnano? Sì, l'anno scorso. È bello, sono ignorante su. Vai, ripeti, vai. Schröder. Bella Dei! E per questioni tecniche, e per questioni fisiche, e per questioni tattiche. Mi sembrate 4 pallone, grazie sempre comunque Forza Napoli!